Avevano preso di mira il bar che si trova all'interno del Parco Manin a Montebelluna, allestito all'interno di un box in occasione della rassegna estiva Cinema all'aperto. Tra luglio e agosto avevano messo a segno 4 furti. Una volta entrati nel bar, solitamente tra le 19 e le 7:30 del mattino, dopo aver rotto una finestra portavano via i pochi spiccioli presenti in cassa, solitamente 5 al massimo 10 euro, e poi bibite, snack e caramelle, cibo che consumavano subito dopo in un angolo isolato del parco, senza eliminare le tracce del picnic improvvisato. Protagonisti sarebbero 5 giovanissimi, un ventenne, un 19enne e 3 minori, il più piccolo a 15 anni, tutti del Montebellunese e ora denunciati dai carabinieri per furto aggravato continuato in concorso. Al termine delle indagini, i militari sono risaliti al gruppetto solito girare nel centro di Montebelluna. Alcuni dei giovani individuati hanno piccoli precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.